9 mesi. Ciao, voi così. Il mio fuori era pianto, rigorosissimo. Di che foglie tremende. Guarda cosa scherzo. Ci ho scoperto una roba, questa è una tabacco nel palese. Ci ho scoperto che basta che te secchi sta foglia, capisci? Ti inrodui bene, ti fai come una sigaretta, una sigarona, un sigarone, te lo fumi, ti te vedi in altro mondo. Ti sei come se te iaiassi senza Jimbo. Senza Jimbo, capisci? Altro che Alpi e qua costa 300-400 cardi a mia grammo, 400-500 cardi a mia, qua non so che schifo, qua non so che schifo, non so che schifo, fai un so che schifo. Ma stiamo attenti perché se non stiamo attenti qua facciamo un sacco di anni altro che... No, se verde sta cosa, si può fumare. Ah no? Se sia buona sta cosa verde, ecco. Ecco questi qua. Questi qua, vedete, se do sigaroni, qua li chiama Spinelli, non so come che chiamava. Vedete, sta parte qua, è a Hong Kong. Dite. Ciao, adesso ho capito perché dice dammi una presa, perché ha bisogno di casa. Ti varrà, basta una tirata, te vedi, ci ho avuto di una roba, mica 65 anni, vero? Porto mai, no? Non lo so, se lavoro, certo, se lavoro, beh, basta una tirata, alza bandiera! No, non vuoi mia moglie che ci fa paura! Non ero neanche a modo di cavarmi sulle braghe! Sono da in letto che era una tenda canadese! Ma veranda anche! Un shuttle! Terrorizza! Alza bandiera! Basta una tirata! Ah sì? Sì, fammi un sugo! Che sugo? Fammi un tiro a segno! Cioè? Che fai un tiro fisso a segno qua! Proviamo, facciamo un esperimento! Proviamo, dai! Ma proviamo dopo che contiamo una cosa che vediamo! Vedo che ti hai bisogno che ti vedo che ti hai bisogno che ti... Ah! Ti vedo un po' muoio, ah! Oh! Te vedo un po' mona, a te vuoi pisciare una sigaretta col dedo? Taglio olio che... taglio olio, Senti che roba! Come che me vanta! Senti come che me ciappa, come che me scorre su! Senti! Mamma mia! Cosa? Scorre su massa! Scorre nelle vene! Nelle vene fa un po'! Tacco sentirmi un altro! Sì, io camminare! Tacco sentirmi, come dire, più leggero! Più libero! Più sgombro! Sardine! Sì! Libero, easy! Easy Rider! Easy going! Easy d'oro! I zingari! Tacco a vedere tutti quanti i flash! Tacco a vedere i flash! Tacco a vedere in trance! Pochi! No, tacco in trance! Tacco a vedere una visione enorme, grandissima, fantastica! Tremenda! Pom pom bom bom bom. Sono passate l'Eurovisione! Guarda! Dove? Là! Cade il governo! Esprimi un desiderio! Dare caldo di Cascaranca al governo, ma l'importante è che siamo sempre in democrazia. Sì, giusto, perché anche la democrazia ha il suo giusto prezzo. Il 10% fa no. Basta con questa scusa dei tangentofoni. Sì, guarda, signore, qua siamo stufi con queste tangenti, che poi vedo tante falsità. Sì. E vedo tante che ha fatto tutte quante da ogni erba. Non è vero che tutti quanti i socialisti se ladri. No, c'è anche chi fa il paio. Oh. Ma vi rendete conto che ormai avevamo dei punti di riferimento politici crollati? E Bettino Crackers. E Bettino Crackers. Cioè, io che avevo fatto presidente del Consiglio, io volevo farlo presidente della Repubblica, io volevo perfino farlo papa! Papa? Sì, papa! Ma papa cosa? E che avevo scelto anche il nome! Che nome? Pio! Ma Pio quanto? Pio tutto, Pio! Quando i carabinieri si rappresentai davanti alla sede del Partito Socialista in via del Corso, mica neanche avevo bisogno di suonare il campanello. No? No, era scritto avanti. E dopo
Dopo gli si passai un po' più avanti in Piazza del Gesù. Lo sai perché la Democrazia Cristiana ha scelto la propria sede in Piazza del Gesù? Perché c'è la protezione. Perché era mangiatoia, altro che... No, adesso comunque hai detto che cambiamo tutto. Sì! Cambiamento. Sì, mi ricordo. Sì. Quella, come si chiama? Quella che ha Maya Rosa, che corre sempre in bicicletta, che ha vinto il Giro d'Italia. A Binda. Sì, Rosa Binda. Rosa Binda. Sì. La Rosa Binda ha detto cambiamo tutto, ci vuole il cambiamento. Sì. E prima di tutto cambiamo il nome. Sì. Basta con sto nome vecchio, stantio che vuoi un nome moderno. Basta con DC. Basta. CD. Un'altra musica. Che Martino Soli quando sentiva questa roba qua che si vive, capite? No! So che ne ha pochi. No! Noi siamo un paese legato alla tradizione. Sì. Noi dobbiamo essere vicini al popolo. Sì. Noi dobbiamo stare con il popolo. E ora? E ora lo chiameremo Pipi. Pipi. Vicini ai bisogni del paese. Allora, ciao, adesso, diciamo la verità, chi è che ha fatto sta rivoluzione? Che ha scoversato le pignate, blu 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 blu, che tutto quanto bugliva dentro? Chi è che sta? Il giù? Che so Piero? Il giudice di Pietro, quello che ha un biglietto da visita, che posso avere un biglietto da visita e ha un quareo come biglietto da visita, un forato. Di Pietro, e che ha detto che ha scoperto Tangentopoli in Lombardia? Non è vero! No. Tangentopoli l'ha scoperta qua, nel Veneto! Sì? Come è che si dice mani pulite indietro? Manete! 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 Che non se ne è proprio più altro che... Mi dispiace però quando che c'è stato amato. Quando che amato sono da via mi sono sentito come una roba dentro, come una roba. Mi pianto. E sono convinto che anche a voi altri. Mi dispiace. Perché quando che amato sono da via si porta via qualcosa del nostro. E il skate che ha portato via. Oh. E dopo si arriva Ciampi. Ciampi che ha detto tu il momento che si inciampi. E che ha detto il momento se grave. Dobbiamo stringere i pugni e rimboccarsi le maniche. Sì, non lo cademo a meno, che l'Italia, che aveva detto che l'Italia fino all'anno scorso era sull'orlo di un precipizio. Dove invece abbiamo fatto un passo in avanti. Voi altri sapevo che prima dei Ciampi in Italia avevamo un buso di 90.000 miliardi. Sì? Adesso invece la roba si è completamente cambiata. Che avevamo 90.000 miliardi di busi. Che quando che sei busi in economia, cosa deve fare? Bisogna stroppare i busi in economia. Allora, per esempio, quando che sei busi, cosa che pensai che questo è il sistema più semplice per stroppare i busi? Metterne delle nuove tasse e tasse. Le tasse. Che avevo pagato tutti quanti sto anno il 7,40, che sto anno per capire il 7,40 bisognava essere come minimo dottore in legge, in giurisprudenza, in economia e commercio, i ragionieri, di tutto. Ma se l'ultimo anno non faremo più cambi anche al 7,40. Sì, che avevo visto, glielo che ha presentato a televisione l'altro giorno, ha detto ma sta le 14 pagine? No. Avremo 4 paginette, ma scritte fini così. Comunque io cambio, non si può io cambia. Cioè io sto sempre qui, però cambia il nome. Ah sì? Basta 7,40. 8 meno 20. Giusto. Che applicate che tasse inverosimili. L'anno scorso che aveva messo l'ISI, che pilisi de così. Dopo che applica l'herpes, l'IMPES, l'impestato. E poi i negozianti l'ICAP. C'ha fatto! Siamo neanche d'accordo? E l'ultima. Ieri altro c'è pure la tassa nuova qua sotto una laia che ha pensato subito. Sì? La tassa sui tete. Oh. Chiara, come si usa Babi? È da fare un mutuo! No, dicevo no, che... Oh, a tasso sui tette, penso quello che dovrà pagare Carmen Russo e Serena Grandi e risolverà il problema dell'economia italiana. E poi diciamo, chi che ha un po' di dotazione qua, tipo parco di divertimenti, per dire, è un po' a disagio perché quando va
su un negozio di biancheria intima. Cominciano a domandare che misure o quante atmosfere. Perché a tasso sulle tette? Ma fino a se tasse pagava solo i coglioni di cambiamento. Capito? Cambiamento! Che invece, oltre ai problemi economici, qual è invece il vero problema di oggigiorno? È l'occupazione. Ma a volte so io che ogni giorno più di 100 giovani perde il posto di lavoro. Che distratti! Che sbadati! Dove vuoi messo prima il rapporto? Dove c'è una Bini? Che l'altro di sera incontrare che lei avete insieme con i sindacati? No, se abete quello, si chiama abete. Ah no, Chiami Pino, si incontra Pino insieme con i sindacati e ha detto: per l'accordo Confindustria e sindacati passerò la storia, poi 3.000 miliardi passerò domani. Che basta io così poco. Sì. Basta io così poco per risolvere sto... Secondo me operai industriali dovrei andare più d'accordo, tutto qua. Mi conosce un amico mio industriale, non voglio dire il nome, dirò il cognome. Chi? Agnei. Questo qua tutte le volte che va in vacanza col suo yacht, passo barca, e si porta lì insieme 7 operai della commissione interna. Ah sì? Sì. Come ospiti? No, come ostaggi. Tanto la commissione. Chiaramente che avevamo un governo che ne invidiava tutto il mondo. E poi da Burundi, l'Angola. che avevamo di quegli esponenti politici, anche nostri, veneti, che non altri che avevamo mandato a Roma per chi ne rappresentasse. Per esempio, vi ricordate il ministro degli esteri? Come che si chiamava? Come? Sai. Dai, su, forte! Leani De Michelis, per gli amici, Leani Sepa, oppure Leani Lonto. E Leani De Michelis, da quando che si andava, per esempio, ieri era ministro degli esteri, perché? Perché io che avevo mandato insieme con la Troica, no? Chi? Che aveva mandato Leani De Michelis in qualità di ministro degli esteri con la Troica di quanti ministri. Che biondina? Che biondina che io c'hai piccenina, vero? Chi? Guarda, mi sospettavo, non volevo dire. Se non ti direi, poi non dico neanche. Lì che biondina, guarda, sta Troica un po'. Guarda, no, sto naso così. Guarda, minchia, tu dici, cavoli, io c'hai a quella, cavoli, io c'hai a quella. Troica! Se non ti lo dicevi? No, assumevo dire invece. Troica non era Tusa che era Troica. Ah, no? No, sono un insieme dei ministri che si mettono tutti quanti insieme, fa una bella comitiva e tutti quanti va insieme e questo si chiama Troica. Infatti io che avevo messo... Biondina non c'entra niente? No, Biondina non c'entra niente. Pure va. E ieri sta, per esempio, io avevo mandato fare una missione di pace in Israele per mettere d'accordo i palestinesi con gli arabi. Lei andava a Israele, lei tornò a Israele con la testa tutta quanta infassata. Perché? Che sai là la mania di circoncisione o caccia fa. Anche lei che aveva capito che era se testa che aveva. Ora e lei sì che ha fatto l'elezione dei nuovi sindaci, che avevo visto. Il popolo che elegge i propri rappresentanti, i sindaci. Cambiamento! Cambiamento, sì. Grande cambiamento, fuori i bianchi dentro i verdi. Verdi? I verdi. Chi sei sti verdi? I soli che ride, i verdi. No, anzi, pensavo che per i verdi basta, vero? Cioè ne pagava sempre in natura, cassette e frutte. Fuori i bianchi dentro i verdi, sai, fuori i verdi dentro i rossi, dentro i neri, ma come? Ma quando? Ma dove? Ma chi? Com'è che dice la famosa legge matematica? Cambiando l'ordine dei malfattori il risultato non cambia. Sulle mani adesso, dai, che fermo la ora. Avanti. Su. Tutti quanti, dai, anche qua davanti. Avanti, anche in mezzo. Tutti.
avanti, vero? Sì. Come no, dai, sì o no? L'avete riconosciuta questa sigla? La famosa, ormai arcinota, conosciutissima sigla della telenovela Bruschiful, che non se ne può proprio più. Basta, qualsiasi ora del giorno, della notte, in qualsiasi momento, telenovela di qua, telenovela, basta. Anche i ricchi piangono, ma chi se ne frega? La donna del mistero, la donna del peccato, la donna brutta che fa il peccato. E l'ultima, la telenovela veneta. Chi? La telenovela veneta. Qua è certa, la telenovela nuova? Sì, gira qua. Uccelli di Rovolon. No, guarda mia quella. Ah no? Guarda che Adami, quando si ara su Telemais. Quella. Basta. Sì. Tutte le mattine mi sveglio, mi alzo, mi guardo davanti a specchio e mi dico, mamma, cosa vuoi manco di ricci? Beh, chi sei io? Telemais? Ah no. E anche mi preso da questo dubbio, da questo enigma. La mattina mi sveglio, vado davanti al specchio, mi guardo in specchio e dico, mamma, cosa vuoi manco de corno? Te prende più dei corni. Che poi mi dico, Chiara, te domando a te perché sicuramente chiedo una risposta. Cosa ha sto ridge di così particolare da piacere tanto alle donne? Cosa cavarai? Ma a parte gli schei, gli schei non sei tutto, gli schei non fa la felicità. Ricci se bevo. Perché ti bevi? Quando bei ucci. No, non sei io. Le ricci? No, non sei le ricci. È il naso. Non sei il naso. Cosa sei? È il baffo. Cosa sei là? Noi ganna mandibola, noi ganna masea. E che ha un lavandino a semi-incasso. E qua direttamente che ha un miselatore, non ha un miselatore. Altro che quello, pubblicità dei rubinetti. Niente, direttamente Rigi. Che se mi incasso mica passo un lavandino. Non so se cammino i dialoghi di telenovela. La roba pregnante, una roba, un pathos, un'atmosfera. Ma qua è letteratura, qua è un Manzoni. Ma chi sei io Manzoni? Chi sei io Manzoni? Quello da carne in scatola. Niente! I dialoghi di telenovela, queste cose meravigliose. Guarda, per un esempio, mi fa so caro, Chi? Mi fa so caro, faccio Brooke. Chi? Faccio donna? Ma ti al massimo ti puoi fare Eva Robbins. Non so che. Vabbè, faccio caro, In ogni caso, prima di tutto dovresti tu farti una bella ceretta, ma farti neanche il napal non è sufficiente. Vabbè dai, mi faccio caro, e ti te ferecce, ok? L'unica roba positiva che le hai insegnato alle telenovelle è la lingua inglese e ti di recce, te ferrecce. Che recce? Ricci. Vabbè, mi faccio caro, e ti te ferecce. Chiara, dighi, come si chiama? No, Ricci. La lingua, bisogna srodolarla dal palato in fuori. Ricci. Ma quando ho fatto a scuola linguazzone? Che è slinguazzone? Se parli così bene. Sì. E ora mi faccio caro e ti te ferecce. Ok, vestite da ricce e poi farò così. Caro e ricce si amano perdutamente, si adorano. Oh caro, l'amore è una cosa, il sesso è un'altra. E ora quello che fanno noi altri, cosa è? Oh amore, sono senza mutandine. Perché mi già quei spesi? Caro, voglio sapere tutto di te, della tua vita. Che stava un censimento? No. Ma roba veramente peso, sei baci. I baci dei telenovelle se vuoi durare anche 7-8 puntate, un bacio! Che uno se si perde una puntata non si ricorda più a che punto che si arriva a lingua. Ma cosa peggiore ancora veramente nefanda dei baci al buio? I baci al buio. Non so se li avevi mai visti.
Come fai a vedere i baci al buio? I baci al buio non si vede mai. Caro Erich, sono nelle loro stanze da letto. Sì. Si amano perdutamente, è buio. Si baciano teneramente. Cos'è una gastroscopia? Mi pare il bidone aspira tutto. A un certo punto, nel silenzio, si sente la voce soave di Caro. Oh, caro, mi hai passato il caucciù. A dire la verità, avevo un colpo di tosse. Che schifo! Questo mi fa vedere, capito? Cosa battire, man? Cosa lei che battire queste robe vere? A che ora sei chi vi fa vedere queste robe? A che ora? A mezzogiorno? Oppure alla sera, quando che uno si trio mangiare magari a sua minestrina e tira su anche robe che ti fa vomitare. Livara, mi tocca, fa digerire, mi tocca mangiare alghe. Cosa? E alghe? E alghe fa digerire, tu sei mia. Ah sì? Sì, l'alga senza. Ma L'ho visto? E dopo, per moglie, va, a parte telenovela, adesso sei in anch'io di sport. A parte tutti quanti sport. Sì? Pallavolo, calcio, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, palla avvelenata, tutti sono cobai, insomma. Niente. A Cacciabanca un linguaggio da radiocronista sportivo parla come America. Ah sì? Pensa che l'altra sera ieri mi ho letto insieme, a un certo punto mi fa: caro, sono stanco della tua velocità di esecuzione, perché non mi ripassi un attimo alla moviola? Cosa sei che cosa vuoi da me? Spiegami, forse non avevi visto bene il fallo laterale. E dopo che salta sul letto come la cavalletta che tira fuori un cartellino giallo Per simulazione di fallo. e dopo se lamentiamo si viene fuori delle inchieste sugli italiani, l'amore, gli italiani, il sesso e viene fuori che noi italiani in sesso, in amore siamo per così dire un pochettino rapidi, Un pochettino veloci, spidi, rapidi. perché che c'è tanta igno. ranza. Che ne tanta igno. Ranza. Che ne ancora tantità. Tantità. Ma ve rendio conto che i tosi di oggigiorno, i nostri famosi e cari Lilli, Adesso va via anche, va via questo sì, fazzoletto in testa. E si mette il fazzoletto da pirata, no? È bandana. E Lillo Corsaro. Sì, Capitan Findus. Dopo che sei qui, che per essere differentino, vi siete i capelli curti. Ma non a spassetta, a tapeo. Proprio razzati. E Lillo Skin. Una volta che aveva i capelli lunghi e consumava bidoni di shampoo. Adesso invece Lillo Skin se lava la testa con intima di carinzia. Perché con intima carinzia? Per Igienico. Okay. Dicevo che sti qua crede ancora, sta gente qua oggigiorno crede ancora che i putelli porti la cicogna. Allora, certo ha detto, non è vero, adesso vi spiego. Adesso voglio dirvi un po'. I putelli noi porta la cicogna, no? Adesso vi dico anche come si fa. Per far nascere i putelli bisogna andare in letto con la cicogna. Tutto che so tutto che parfino avevo bisogno sulle scuole oggigiorno, in telescuole. Una volta diceva una materia nuova bisogna insegnarla tramite una professoressa, una esperta. Io ho messo in distribuzione dei fascicoletti, degli opuscoli per insegnare queste robe qua. Chi stai dicendo? Ma chi sei questo qua? Chi? Ieri sera a Teo ho venuto qui a Lessi, dove sto fatte figure. Chi sei che sei questo qua? Chi? Alberto Lupo. Che mi avevo bisogno di farsi insegnare il sesso da chi? Da un can! Un can. Pensa che una me ne voda. Andiamo a fare scuola di educazione sessuale alle medie. La seconda settimana del corso al settimo mese. Qui io
agachapà, ripetizione. Guarda, non so cosa dirti se capita sta roba. È un mio cugino. Si è così applicato nello studio del sesso, vero? Che ha vinto una borsa di stupro. È un me nevoto. Ma che sei famiglia che C'è un me nevoto. Mega confessare che lei è un po' a disagio, vero? Sì. Soprattutto quando carica i boxer. Cosa? Quando carica i boxer. Cos'è che si dice i boxer? I boxer, sì, Chiara? boxer. Cosa sono i boxer? I budandoni! I mai i boxer apposta per non chiamare i murale! I budandoni! Ma te dico, mica, sai perché io mai i boxer? Perché? Perché se muoio a bestia che io sotto faccio una strage! Adesso tu dobbiamo confessare che sei un po' a disagio quando carica i boxer, vero? Perché spesso che capita che ci cogna che scappa fastidiosamente da una parte. Che c'è tanta ignoranza. Che c'è tanta ignoranza. Ma Dio conto che i giovani di oggi adoperano senza conoscerne il perfetto uso i mezzi meccanici. I trattori, i miti traghi, le falciatine, i tosa erba. Ma che credo che dopo i tosi si lamenta. Oh. D'altra parte non tutte le ragazze riescono col buco. No. I mezzi meccanici intesi come sistemi di prevenzione, sistemi anticoncezionali. E se del dominio pubblico, per esempio, la pubblicità della Benetton. Cos'è Benetton quello? Amico, cosa vuoi dire? Appunto, Benetton. Volevo rimarcare che... La pubblicità della Benetton. Benetton. I che ne ha fatto di tutti i colori. Neanche fosse sta Picasso. Di tutti i colori! Tutti. Beh, tutti no. E il nero ne aveva fatto. Perché? Smagra. Assomiglia. E dopo di averne fatti... qui ho peso, sta qui ho rosa. Quello rosa è tremendo. Mi pensavo che servisse per i baci e l'ho infilato sulla lingua. La figura. E dopo di averne fatti di tutti i colori che ne hanno fatto di tutti i gusti. Di tutti i gusti. Ma proprio di tutti i gusti. Ma di tutti i gusti. Che sei il gusto banana. Che io scommesso, guarda. Che sei il gusto naranza. Sì. Che sei il gusto mela. Che sei il gusto limone. No, perché stringe.